Laboratorio tessile allestito abusivamente nel garage di casa, gli scarti di lavorazione bruciati all'aperto. Doppia denuncia alla Procura della Repubblica per un imprenditore cinese quarantenne di Quinto di Treviso accusato di violazione delle norme antincendio e di combustione illecita di rifiuti, la cosiddetta norma a terra dei fuochi. Scenario analogo, quello di un laboratorio tessile ricavato da un connazionale nello scantinato, anche a Zero Branco. Nell'ambito del controllo del territorio abbiamo individuato questi due laboratori che erano situati all'interno di cantine e garage di due abitazioni ad uso residenziale e quindi li abbiamo sottoposti a sequestro in quanto erano privi delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi del lavoro. Nei due seminterrati, entrambi di circa 200 metri quadrati, non c'erano aerazione e uscite di sicurezza. Gli estintori erano privi di manutenzione, gli impianti elettrici non erano a norma e i fili penzolavano sulle postazioni dei lavoratori. I finanzieri trevigiani hanno posto sotto sequestro 35 macchinari per la lavorazione dei capi d'abbigliamento e 300 kg di rifiuti smaltiti illecitamente. A Quinto anche una porzione di terreno di circa 50 metri quadrati. Abbiamo individuato e sottoposto a sequestro un'area adiacente al laboratorio tessile che era destinata alla combustione degli scarti delle lavorazioni in questo modo si evitava di procedere al corretto smaltimento dei rifiuti. Area di cui il comune di Quinto ha imposto con un'ordinanza la bonifica. I due imprenditori cinesi che avevano in appalto lavori da imprese locali avevano assunto regolarmente ciascuno dei propri 4-5 dipendenti che vivevano ai piani superiori delle due abitazioni finite nel mirino dei finanzieri e degli uffici tecnici dei rispettivi comuni. I locali dopo il sequestro non hanno più riaperto e quindi sono stati tolti dal mercato due esercizi che di fatto agivano in modo totalmente scorretto e sleale a discapito di operatori che operano correttamente rispettando quelle che sono le normative.